Allora, rispetto a questo caso ci è stato comunicato verbalmente che la prima diagnosi che è stata fatta sul soggetto è quella di malaria. È chiaro che, vista la gravità del caso, il fatto che è stato riscontrato anche sono state riscontrate la presenza di emorragie, dobbiamo necessariamente indagare per vedere se ci sono altre malattie concomitanti che possono essere importanti per approntare quelle che sono le misure di sanità pubblica rispetto ai contatti. Quindi al momento aspettiamo, perché ci vuole qualche giorno prima di avere tutte le diagnosi. Nel frattempo, quanto abbiamo fatto, la segnalazione è stata naturalmente condivisa col Ministero della Salute, come prevede la norma, con l'Istituto e anche con lo Spallanzani, che è il nostro laboratorio di riferimento.